Questa sera abbiamo la presentazione del libro insieme allo scrittore Fabio Segala, di origini calabresi ma vive a Mantova, nato e cresciuto a Mantova. Tranquillitudine è il libro ed è il suo libro d'esordio, anche se pochi mesi dopo è uscito un altro, che è una raccolta di poesie, però mentre questo è una raccolta di racconti brevi, una parte mentre il resto di pensieri e lettere. Dicevamo è di Mantova, lui ha la passione per la scrittura, è uno scrittore ma per mantenersi all'operaio turnista, è omosessuale dichiarato con la sua famiglia e con la società, e ama cucinare dolci e baghe. Allora, il libro, come diciamo, è Tranquillitudine, Tranquille inquietudini oniriche, edizioni Gilgamesh, settembre 2012. Allora, questo è Fabio. E dai, allora raccontaci un po' come è nata la tua passione per la scrittura prima di scrivere questo libro. Allora, la mia passione per la scrittura è nata quasi per gioco quando avevo 14-15 anni. Avevo poche amicizie all'epoca, abitavo fuori da un paesino piccolo in provincia di Mantova, quindi anche gli amici non venivano mai a trovarmi, quindi l'unica compagnia che avevo era mia sorella, però non è che si facesse chissà cosa, quindi ho dovuto trovarmi uno svago. Lo svago è stato la scrittura, ho iniziato a inventarmi delle storie. Quindi ho iniziato per caso, cioè quello che mi veniva in mente scrivevo, anche se non c'era un filo logico, una sequenza, qualcosa, una trama. Col tempo però ho iniziato a sviluppare delle trame un po' più complesse, praticamente ho iniziato a scrivere dei racconti che pian pianino con gli anni si sono evoluti. Alcuni racconti sono rimasti delle bozze, altri si sono compiuti, altri racconti brevi che in poche pagine raccontavano una storia, sono finiti in questo libro. E lo vedevo mai in un romanzo? Un romanzo un po', diciamo, ho in progetto dei racconti medio lunghi, cioè questi sono raccontini che ho con 3-4 pagine l'uno. Gli altri racconti invece è un racconto unico che fa questo più corposo, questi qua sono 80 pagine di racconti semplici, altri sono 80 pagine ma è un racconto unico. Quindi ho diversi progetti in corso, adesso ho appena finito di scrivere il prossimo, che adesso è in stand-by a riposare. Non è ancora in stampa? No, non è stampa, adesso ho appena finito di scrivere, adesso sto prendendo in pausa sul consiglio dell'editore, fa un paio di mesi che mi prendo in mano, faccio l'ultima correzione e poi dopo passa in mano a lui per un eventuale secondo. Hai detto che i tuoi personaggi vivono la vita che vorresti vivere o che hai vissuto, ok? Allora io avrei una domanda, tralasciando che ok, questi racconti sono di fantasia, però si raccontano effettivamente la vita che hai vissuto o che vorresti vivere, presumiamo quella che vorresti. C'è un particolare racconto che non so se mi inquieta, e tra l'altro voglio tranquillitudine, che parla di un padre e un figlio, ok? E lì cosa c'è che fa parte, in quel racconto cosa c'è che fa parte di te o cosa che vorresti che facesse parte di te? Se vuoi anche raccontarci un altro. Quello insomma, è un racconto un po' particolare, in effetti è quello che ha, tra le tante scene, quello che ha scandalizzato un po' di più. Ecco. Allora, in realtà nasce, anche se
ho sempre detto che di veramente autobiografico c'è poco. Questo nasce in effetti da una piccola avventura che ho vissuto. Cioè, siccome inizia tutto con un autostop, praticamente la scena dell'autostop che racconto, così come è descritta, l'ho vissuta. Cioè, ero in una nottata di pioggia torrenziale, ho visto questo ragazzo che camminava in mezzo alla pioggia, mi sono avuto un po' di compassione, mi sono fermato e l'ho fatto salire in macchina. Io gli ho chiesto dove doveva andare, non mi ha detto, dopo che il racconto prendo un'altra piega. Lui mi ha detto che doveva andare in un posto, quando mi ha detto che doveva andare, guarda che c'è ancora 10 km, non faccio ma sotto la pioggia. Ma fa, ti ringrazio, io l'ho accompagnato dove dovevo accompagnarlo e basta. Cioè, la scena è quella. Dopo il racconto si è sviluppato in un'altra direzione. Però è una, cioè, anche internet, tante cose. È una delle tante storie, una delle tante sfaccettature della vita gay, cioè il ragazzo giovane che va con un uomo maturo. Ecco. In questo caso ho voluto creare un rapporto di parentela acquisita, se vogliamo, non sono un padre figlio veramente, ma c'è un'adozione, più che un'adozione è un affido. La legge italiana i singoli non possono adottare, ma quello non è proprio un vero affido, perché comunque il ragazzo è già maggiorenne, quindi è più che altro una convivenza. Però per velare questo rapporto, perché sembra quasi un rapporto clandestino, anzi è un rapporto clandestino, perché lui vuole farsi monaco. Sì, è un rapporto clandestino, quindi faccio anche intendere la non essersi dichiarato del personaggio, è sottinteso, perché su tutti e due non si capisce, cioè non si capisce che si sono dichiarati. Infatti se dire che visto che poi hai letto, il ragazzo gli chiede ma come farai a spiegare la presenza di un ragazzo di 20 anni in casa tua? Dopo dice anche un piccolo trio legale che fa sempre questo ragazzo rumeno che praticamente fa scalpare fuori delle carte in cui risulta che lui è suo figlio nato da un'avventura nel passato. Quindi è fantasia, cioè, è molto, come anche c'è scritto, cioè mi sembra c'è scritto nella premessa che alcune scene sono molto beautiful. Beautiful lo racconti quando parli del ragazzo stilista? Sì, ma tutti i racconti sono un po' beautiful, un po' Dallas, forse mi sono fatto anche trascinare, cioè diciamo che l'ispirazione forse, alcune ispirazioni l'ho avuto anche un po' dalle serie TV, sì, perché comunque le storie alla fine sono storie già sentite, infatti hai spiegato nella promessa. Allora che sembrano storie, come scritto. Come finale. Ecco, hanno una trama dei finali scontati, cioè anche se la trama è un po' scontatissima, ma questa qua l'ho già letta, magari un altro libro, ma sono già fatto un film che ho visto, però purtroppo io scrivo quello che mi passava dalla testa, io so benissimo che questa storia magari somiglia a un film, cioè, non è che mi dico l'ho copiato per far fatto un film lì, è quello che mi veniva in mente al momento. E adesso che questo libro ormai è qualche mese che è uscito, che risultato puoi fare?
o è troppo presto? Guarda, un resoconto, io vi posso fare un resoconto sulla mia esperienza personale, io come autore ho diritto a un po' di copie personali che posso vendere e mangiare agli amici o a una presentazione tipo questa. E dico, l'argomento interessa. Come ho anticipato prima, ho avuto una buona risposta dal pubblico etero che non mi aspettavo. Infatti, una volta un mio amico, quando è uscito, proprio i primi giorni, qualcuno ha scoperto che era uscito il libro, ma a me lo venderesti? E l'ho guardato e ho detto, guarda che teoria al momento è quello, così cosa. Cioè, questo cazzo etero, ma vuoi, ma sto punto non fa, cosa vuoi fare? Vuoi discriminare gli etero? Quello glielo puoi vendere. Vuoi fare una discriminazione al contrario? Io personalmente non ritengo una lettura per etero questa, perché io l'ho sempre concepita come una lettura gay. Per me, sapere un etero leggere i miei racconti, mi sembrerebbe strano. Ma fai dammi una cosa. Quando glielo date, la lettera mi ha fatto la recensione, diciamo così, è scritto anche bene. Nel senso, per dirti, sì, ci sono quelle scene lì che ti spiazzano un attimo, però tutto sommato sono delle storie. Vedi. E altri, a parte quello che ci hai detto che hai promosso, hai altri progetti, per esempio hai anche qui un altro libro che è una raccolta di poesie, qualcos'altro di collaterale, già pronto? No, adesso non è uscita, non ancora niente. Le poesie è una raccolta così per caso anche quella. In teoria la raccolta di poesie sarebbe dovuto essere lui il primo libro, quello d'esordio. Però ci sono stati degli sfidi burocratici per cui è uscito dopo. Ma questa è una cosa particolare, un po' di nicchia, infatti non va tantissimo, perché così non piacciono.